Buongiorno e bentrovati per la rassegna stampa di TG Plus. Andiamo a vedere subito la prima pagina di Venezia, la Venezia e Mestre, la nuova di Venezia e Mestre, immancabile, non poteva non essere così a tutta pagina, la foto del Canal Grande colorato di verde con un titolo molto chiaro, dice sempre più fragile, e si sta parlando di Venezia, ma sotto c'è la Vogalong con 7.000 imbarcazioni contro il moto ondoso. Venezia mobilitata, bonus sicurezza, fondi del comune per installare allarmi antiladri. Qui è un'iniziativa a Mira, e a Portogruaro furti nelle case, rubati contanti, orologi e gioielli per 50.000 euro. Passando sul Gazzettino, andiamo a vedere PNRR, braccio di ferro con l'Unione Europea, il governo non accettiamo tagli ad agosto, le modifiche Tajani useremo tutti i soldi, presidente Bonomi, il piano italiano, revisione inevitabile, il mondo è cambiato. Nuova sfida nella Lega, al congresso votino tutti i 4.200 militanti Veneto, questa è la proposta di Marcato, lo scontro sull'elezione del nuovo segretario regionale, ma anche qui vedete che la notizia che impera proprio a centropagina con tanto di fotonotizia è quella del il mistero del Canal Grande Verde, anche se qualcuno enorme chiazza fluorescente durante la Vogalonga, ma uno dicono che è il mistero, vedremo poi un incidente improbabile, versato molto tracciante. E menopausa, un farmaco amico delle donne. Su Corriere abbiamo visto anche, non è il Corriere del Veneto perché il lunedì non esce, abbiamo la lite sul PNRR, l'Europa apre, l'opposizione attacca, la UE dialogo con Roma, Tajani non perderemo i fondi, e la fotonotizia del trionfo di in rosa è premiato da Mattarella. Insomma, adesso ci sta spostando, l'ultima tappa a Roma, Cavendish vince la volata ai fori, sta cambiando un po' anche il Giro d'Italia, sta andando verso altri lidi, e vedete che anche sul Corriere del Veneto, il Corrierone Nazionale, c'è comunque una foto dedicata a Venezia e al fatto che è capitato lì. Mentre andiamo a vedere la prima pagina di TG Plus per quanto riguarda Venezia, anche da noi vedete laguna colorata di verde fluorescente, indagini in corso, la CGA 7 furti su 10 nei negozi restano impuniti, la CGA Mestre parla di questa faccenda, ancora si parla di Confindustria e poi antipacottiglia, i risultati dopo un anno dalla delibera, notizie che comunque entrano ed escono anche sulla nostra pagina di TG Plus.